Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è buono il segnale con Amos Rab che conquista la testa, attaccato all'esterno da Carastella. Carastella di fuori, Numero si accoda 14, poi, Attila, mentre viene squalificato. squalificato Attila. In terza posizione rimane Countdownsy e Amos Rab così ha preso il Numero comando delle 12, operazioni. Zitrunas, squalificato. Squalifica anche per Zitrunas, poi sbaglia anche Countdownsy più indietro. E così Numero prendono 2, vantaggio Countdown SI, squalificato. Amos Rab e Carastella. Ancora nelle posizioni di retroguardia Cracopì che ha una cinquantina di metri dalla testa, mentre Amos Rab continua a guidare, va via sul ritmo, 29,6 i primi 400, 600 che se ne vanno in 45,6. In seconda posizione a un paio di lunghezze Carastella. Si trascina America di Risaia, poi Bir Baral, mentre dalle retrovie tenta di avanzare Vassallo. Intanto continua ad andare via di lena Amos Rab, 1,16,5 il chilometro iniziale, non si lascia avvicinare, anzi ha raddoppiato il vantaggio su Carastella. Ora sono 3 lunghezze di vantaggio. Comincia a muoversi dalle retrovie Cracopì, ma è ancora molto distante dalla testa e continua a guidare comodamente Amos Rab. Carastella in seconda posizione, nessuno riesce ad avvicinarsi dei cavalli all'esterno e Amos Rab continua a fare corsa per proprio conto quando siamo a 600 dalla Numero conclusione. 10, Vassallo, Amos Rab squalificato. inseguito da Carastella, la squalifica per Vassallo e cavalli che sono a 500 dall'arrivo. Amos Rab in fuga, Carastella in seconda posizione, poi America di Risaia, gli altri non riescono a risalire. Amos Rab per il momento Numero 1, America di Risaia, squalificato. Cerca di avanzare ora Numero 16, Cracopì, Cantiga di Ruggi, squalificato. ma è nettissimo il vantaggio di Amos Rab. Siamo al completamento della curva finale con Amos Rab isolato in avanti e nel finale Amos Rab viene a concludere la sua prova isolato. Roberto Vecchione, Sandro Miraglia, assegno in questa seconda tris. Secondo posto è per Cracopì, al terzo finisce Spirit Roby. 1,15 il ragguaglio conclusivo, ancora 29,5 a chiudere dopo un 29 di penultimo quarto e Roberto Vecchione da controfavorito viene a vincere nettamente questa prova. In percorso di testa, allungando nel finale per isolarsi. Cracopì non può che essere secondo, mentre al terzo finisce il numero 13, Spirit Roby. Roberto Vecchione dunque nuovamente a segno, Sandro Miraglia al training per conto della signora Lucia Pasqualini. È tutto per questo convegno di corse. Prossimo appuntamento per domenica 7 maggio.